governatore del Veneto Zaia scrive una lettera al Premier Conte assieme ai colleghi di Lombardia ed Emilia Romagna per chiedere tempi certi e rapidi sull'autonomia. Intanto vola a Tokyo per presentare la candidatura Cortina-Milano alle Olimpiadi invernali del 2026. Allarme furti nella Marca, anche gli imprenditori esasperati oggi si sono riuniti per prendere provvedimenti. Non siamo cowboy, dicono, ma ci tocca fare anche questo. E a Verona i clienti bloccano un rapinatore di banca. Rapinata in casa a San Donà, 64enne aggredita con una bastonata da un malvivente, ma non denuncia subito l'aggressione, forse per lo shock. Indagini in corso. Continua la polemica sulla cava di Paese, tutti sapevano e nessuno l'ha denunciato. L'appello del commissario di governo sulle discariche, segnalare subito. Truffa aggravata sul prepensionamento di lavoratori in un'azienda che gravita tra Vicenza e Trento, 11 indagati dalla Guardia di Finanza. È scappata dall'ospedale di Padova con il bimbo di 2 anni, una mamma con problemi di tossicodipendenza è ora ricercata dalle forze dell'ordine. Lutto nel cinema, è morto Bernardo Bertolucci, aveva 77 anni, presidente di giuria a Venezia nell'83, nel 2013 fu Leone d'Oro alla Carriera, nel 2007 il presidente della Biennale Baratta, uno dei più grandi, l'ultimo maestro del cinema. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la lettera al Premier Conte che il governatore Zaia assieme ai colleghi di Lombardia ed Emilia Romagna ha scritto sull'autonomia. Intanto Zaia vola a Tokyo per presentare la candidatura di Cortina e Milano alle Olimpiadi invernali del 2026. Sentiamo. Autonomia, tempi rapidi e certi. I 3 governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna lo chiedono al Premier Conte in una lettera congiunta inviata oggi a Palazzo Chigi. Tempi rapidi e certi per arrivare alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento. Un nuovo appello, quello di Zaia, Fontana e Bonaccini, affinché il governo prenda una decisione sul documento riguardo all'autonomia che per quel che riguarda il Veneto è sulla scrivania del Premier dallo scorso 2 ottobre e riguarda l'applicazione in toto dell'autonomia sulle 23 materie previste dalla Costituzione. Che si vada ad adempiere a un impegno che è quello di rispondere a 2.328.000 veneti che per il 60% degli aventi diritto al voto hanno votato sì all'autonomia. Questo è un progetto non della politica, ma un progetto di un popolo, è stato sostenuto peraltro compiutamente e pubblicamente dalle 2 forze di governo che oggi governano l'Italia, quindi dalla Lega e dai 5 Stelle. Penso che ci siano tutti i presupposti perché venga risolto il problema e si dia assolutamente corso alla richiesta del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Sottolineo il Veneto perché ci riguarda da vicino, ma sottolineo anche il Veneto perché è la prima regione che ha già completato l'iter. Queste dunque le aspettative del presidente del Veneto Luca Zaia, raggiunto al telefono poco prima che salisse sull'aereo per Tokyo, dove il summit del CIO segnerà un passaggio importante sul cammino della candidatura Cortina-Milano per le Olimpiadi invernali del 2026. È una risposta che diamo anche a quei pochi che pensavano che fosse una presa in giro la candidatura quando la presentai come un'opportunità per il Veneto. Adesso è realtà. È la prima uscita internazionale ufficiale del tandem Cortina-Milano che, dopo il ritiro di Calgary, si contendono la candidatura solo con Stoccolma. Una partita secca dunque Italia-Svezia. Per vincere servono 44 voti. A Tokyo dunque inizia la partita vera della caccia ai consensi. Soprattutto abbiamo questa tappa importante di Tokyo perché è il primo incontro ufficiale con il Comitato Olimpico Internazionale in sede pubblica per presentare la nostra candidatura. Torniamo a parlare di furti perché a Biban di Carbonera, in provincia di Treviso, i titolari delle aziende della zona artigianale sono ormai esasperati ed oggi si sono riuniti per prendere provvedimenti. Non siamo cowboy, dicono, siamo imprenditori, ma ci tocca fare anche questo. Sentiamo. Hanno pieni poteri di fare quello che vogliono, purtroppo sono padroni a casa nostra. Aziende e appartamenti passati al setaccio. Da una settimana la zona artigianale di Biban di Carbonera è bersaglio di ladri che si prendono tutto il tempo di stare a osservare i movimenti delle loro vittime, nascosti dietro le siepi, mangiando caramelle, come le cartine a terra hanno dimostrato. Ultimo caso in ordine di tempo, quello dell'azienda di marmi di Raffaello Neri. Stamattina siamo arrivati e abbiamo trovato la porta divelta, gli uffici sottosopra, tutto buttato
così. Si sta malissimo perché si vede propri beni buttati là, non c'è rispetto insomma per quello che si fa. È di sabato pomeriggio il colpo nell'abitazione di Alessandra Chioin. Il marito e suo fratello sono titolari di un'azienda qui in zona artigianale, già colpita in passato. Si sono arrampicati da una grondaia. Hanno sfondato una porta e hanno rovistato ovunque, fatto un disastro. Hanno portato via le figlie di matrimonio, alcuni oggettini dei battesimi, comunioni delle ragazze, oggetti d'oro, tutti gli orologi di mio marito. L'inventario da finire, riflessioni da fare per il futuro e la sensazione che la vita quotidiana d'ora in poi non sarà più la stessa. Sinceramente fino a ieri l'altro ero con le finestre spalancate, non è mai successo niente. Adesso hanno preso anche me e sinceramente ho paura. Riuniti nell'ufficio di Neri, gli imprenditori della zona discutono di che provvedimenti prendere, perché così non si può andare avanti, come testimonia lo scoramento di Ivan Rebuschi. L'azienda di moto è stata razziata appena una settimana fa. Sono piene di inferriate, di sbarre, sistemi di allarme, quindi purtroppo psicologicamente non riesco neanche a dire vado a mangiare una pizza la sera, e se suona il telefono anche paura che sia un furto. Si parla di telecamere di vigilanza privata, annunciano un gruppo WhatsApp così da avvisarsi l'un l'altro di movimenti sospetti. Oltre a questo gruppo adesso ci riuniremo, faremo un incontro tra di noi imprenditori qua della zona, coinvolgendo anche il sindaco, le autorità, magari anche le forze dell'ordine. Non si può permettere che uno ti venga dentro, faccia i suoi bisogni, ti butti via la roba e noi lì inermi, ma scherziamo, cioè siamo arrivati al ridicolo. E due banditi hanno tentato di rapinare una filiale del banco BPM nel quartiere San Massimo a Verona, ma la reazione di due clienti ha permesso di bloccare uno di essi, mentre l'altro è riuscito a fuggire. I banditi hanno fatto irruzione nella banca a volto scoperto, minacciando clienti e dipendenti, poi li hanno fatti sdraiare a terra per cercare di chiuderli nei bagni della filiale, ma due clienti hanno reagito ed il loro gesto ha consentito di immobilizzare uno dei rapinatori, un italiano che parlava con accento siciliano. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Verona che si sono messe a caccia del secondo bandito. E centinaia di residenti nell'area di Piazza De Gasperi a Padova si autotassano per pagare un servizio privato di sorveglianza. 10 euro a testa per pagare un pattugliamento notturno di vigilantes privati attorno ai loro condomini. Fa discutere l'iniziativa di 400 famiglie di Piazza De Gasperi a Padova, cittadini preoccupati da degrado e criminalità al punto da autotassarsi. Una vicenda che non ha mancato di suscitare polemiche, soprattutto perché il mantenimento della sicurezza dovrebbe essere garantito dallo Stato, prerogativa per cui già si pagano le tasse. Un dibattito che qui comunque appare superato. L'opinione che pare prevalere è che si tratti del metodo più rapido ed efficace per vivere con maggiore serenità. Se il pubblico non ha soldi, l'essenziale è risolvere il problema. Che qui la situazione era un po' ingestibile ormai ultimamente. Insomma. Cosa succede? No, traffici strani, continui, giorno e notte. In Piazza De Gasperi ci sono anche ottimisti come gli aderenti ad un'associazione culturale che ha deciso di trasferirsi qui dalla zona industriale raccogliendo l'appello a rivitalizzare l'area. Abbiamo trovato una situazione di parecchio degrado, ero molto preoccupato dopo la decisione, ma l'unione delle associazioni di quartiere, della municipalità, delle forze dell'ordine sta rivoluzionando la zona. Ma il dibattito sull'autotassazione per la sicurezza non si ferma certo al quartiere, anzi fa discutere a livello nazionale. Tra i padovani, pur con sfumature diverse, pare prevalere l'opinione a mali estremi, estremi rimedi. Io sono convinto che è meglio migliorare con 10 euro il quartiere che essere lì a essere messi da parte, no? Prima di arrivare a pagare mi darai da fare in modo che lo Stato, il comune in questo caso, insomma, si agiti, perché è troppo comodo che sia sempre iniziativa privata. C'è da fare tutto un progetto di ripulitura, secondo me. Non so se sia sufficiente il vigilante. Lei avrebbe partecipato, diciamo, a questa colletta per un... Probabilmente sì, cosa vuole? È una specie di far west oramai.
E rapina in casa a San Dona di Piave, una 64enne è stata aggredita con una bastonata da un malvivente, ma non ha denunciato subito l'aggressione, forse per lo shock. Intanto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Sentiamo. È stata svegliata nel cuore della notte dal campanello di casa, ha aperto la porta per controllare chi fosse e si è trovata di fronte a uno sconosciuto di origini africane che l'ha colpita alla testa con un bastone simile a un manico di scopa e poi le ha intimato in dialetto ostentato di consegnare tutto il denaro in suo possesso. Alla 64enne residente in via Caravaggio a San Donato non è rimasto che porgere 1.000 euro in contanti al suo aggressore per poi tornarsene a dormire nonostante la ferita sanguinante. Questo è almeno il racconto che la signora ha fatto ai carabinieri presentatisi all'indomani in pronto soccorso dopo essere stati chiamati dai medici. L'anziana non aveva infatti esporto denuncia e aveva atteso il mattino successivo per farsi ricoverare dietro insistenza del figlio che era passato a trovarla ignaro dell'accaduto. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione e raccolto diverse testimonianze. Le indagini spaziano a 360 gradi in attesa che l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona possa aiutare a far luce sulla vicenda. Siamo impegnati perché è un fatto grave, un fatto che ha sicuramente sorpreso per le modalità e per come è stato portato a termine. Non posso aggiungere altro perché veramente in questo momento stiamo facendo ulteriori verifiche e accertamenti per cercare di anche qui arrivare all'identificazione dei responsabili. E spaccate a Padova, è stata arrestata anche la sorella del tunisino finito nei guai un mese fa. L'abbiamo fermata nel bordo di un furgone che stava per entrare in autostrada Padova Ovest, aveva i biglietti già per la nave, per imbarcarsi per andare in Tunisia. Fermata prima che potesse tornare al suo paese con un carico di merce rubata. Mounira Torch, 50enne, è sorella di Ben Torch, il tunisino arrestato un mese fa perché è ritenuto responsabile di almeno 2 delle molte spaccate che hanno seminato il panico a Padova. Il camion su cui viaggiava era carico di merce rubata. Ci sono 10 giubbotti Harley Davidson, anche solo quelli sono 3.000 euro di valore, c'erano biciclette che abbiamo individuato, almeno di 2 abbiamo trovato i legittimi proprietari, ci sono le parti segrete elettroniche di un furto che già abbiamo contestato al fratello, quindi sicuramente quelle sono riconducibili a lui. La donna, dopo l'arresto del fratello, lo aveva difeso a spada tratta, descrivendolo come un uomo tranquillo. Ora, per lei, si profilano seri guai. L'accusa che le viene mossa è di ricettazione. È già stata provata la provenienza furtiva dei giubbotti, delle biciclette e delle parti per le sigarette elettroniche, quindi quella è la contestazione, che è un reato che ha punito più gravemente rispetto al furto. Il suo covo, con molta probabilità, era diventato un'aula della scuola Rodari di via Baiardi a Mortise. Là di fatto verosimilmente teneva la cose e oggetti che erano stati rubati, riteniamo dal fratello, sicuramente lo riteneva un posto sicuro rispetto all'abitazione perché comunque anonimo, però noi lo stiamo controllando. Ed abitano a Paese i 3 albanesi fermati nel Bellunese con l'accusa di avere messo a segno una raffica di furti in abitazioni sia in provincia di Belluno che in quella di Treviso. Individuata la lussuosa villa dove i 3 avevano nascosto un'ingente refurtiva e dove fondevano l'oro rubato. Sentiamo. Dalla Marca alla Val Belluna è una banda di predoni nelle case, quella sgominata da carabinieri e polizia di Belluno, ladri specializzati in razzie nelle case, ancor di più nel periodo post-alluvione, partivano da Paese dove risiedevano i 3 albanesi arrestati l'altra notte dopo che avevano messo a segno ben 5 furti tra Sedico e Santa Giustina, ma secondo gli inquirenti al terzetto sarebbero riconducibili anche altri colpi messi a segno nel Bellunese e nel Trevigiano, e proprio nella Marca, a Paese dove i 3 risiedevano, è stata individuata dagli inquirenti una lussuosa villa dove veniva nascosta la refurtiva e dove i malviventi avevano allestito una sorta di laboratorio orafo dove separavano l'oro e l'argento dalle pietre preziose dei monili rubati, e nella villa sono stati rinvenuti moltissimi gioielli, anelli, collane, bracciali, fedi rubati nelle abitazioni saccheggiate. Sulle loro tracce, in sinergia i carabinieri del comando di Feltre e gli agenti della questura di Belluno, che alla fine sono riusciti a catturarli nell'ambito dei controlli straordinari messi in atto proprio per impedire gli episodi di sciacallaggio che purtroppo hanno caratterizzato le settimane successive all'alluvione e che ha messo in ginocchio tante località del Bellunese. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dell'arresto per furto pluriaggravato.
E torniamo ora a parlare di rifiuti, in particolare quelli stoccati nella cava di Padernello di Paese, argomento che è stato toccato oggi durante la giornata di Lega Ambiente. Presente anche il commissario straordinario di governo per la bonifica nazionale delle discariche abusive. Sentiamo. Siccome gli smaltimenti illegali, diciamo che a volte ci sono situazioni che non vanno bene, una segnalazione alle forze di polizia per capire meglio è sicuramente importante. Segnalare tutto subito alle forze dell'ordine. E questa è la risposta a chi si chiede come mai in tanti sapessero di questa montagna di rifiuti depositati dentro la cava di Padernello, ma che nessuno fosse intervenuto fino alla scorsa settimana, quando l'area è stata posta sotto sequestro per ordine della magistratura veneziana in relazione non tanto alla cava usata come centro di stoccaggio, ma al centro di lavorazione di Noale. Ed è una via diversa rispetto a quella che ha portato alle diffide regionali, sottolineate dall'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, in risposta alle accuse dei comitati. Diffide peraltro rimaste lettera morta sul tavolo della Cosmo Ambiente. In questo settore della bonifica, delle discariche, degli smaltimenti illegali, prima sappiamo le cose meglio è. Soprattutto se poi si deve intervenire celermente per evitare che il rifiuto contamini il territorio, come per le falde sotto la cava di Padernello, ad appena qualche metro dal materiale stoccato. Tempi tutt'altro che brevi comunque per la bonifica. Il chi inquina paga è il primo principio che l'Unione Europea ci ha dato e che dovremmo cercare di proseguire. L'altro è quello però di rimboccarsi le maniche, cioè cercare di bonificare o mettere in sicurezza il più presto possibile. Per far questo l'interessamento, ma la competenza del comune, della regione o in senso lato principalmente loro, è quello ovviamente di poter con dei fondi diremmo riuscire a metter mano a questo illegale smaltimento. E la prospettiva in molti casi è comunque la bonifica a carico dei cittadini, quando proprietari dei siti e responsabili dei rifiuti spariscono nel vortice dei fallimenti. Nei cosiddetti siti orfani molte volte, che hanno un oggetto ma non hanno né un padre né una madre, e lo Stato o le regioni, non solo lo Stato ma non solo le regioni, secondo le competenze, che devono darsi da fare per cercare di restituire questo territorio. Sicuramente abbiamo visto che se gli inquinamenti vengono lasciati, se il degrado viene lasciato, purtroppo il degrado chiama degrado. Dipendenti demansionati e prepensionati per truffare l'INPS, sono 11 gli indagati tra Vicenza e Trento. L'azienda sposta i dipendenti e 2 dirigenti, ricorrendo addirittura al demansionamento, dirottando tutti in uno stabilimento distaccato e in crisi. Secondo la Guardia di Finanza di Vicenza, che ha ottenuto dal GIP un sequestro preventivo di beni per circa 530.000 euro nei confronti di un'azienda del settore della leggatoria con stabilimenti a Vicenza e in Trentino, si sarebbe trattato solo di un escamotage per percepire indebitamente, con requisiti più agevolati dai dipendenti, gli ammortizzatori sociali. Secondo gli inquirenti, nel biennio 2014-2015 l'azienda si sarebbe avvalsa, senza averne titolo, di una norma che consentiva per questo settore specifico il prepensionamento con dei requisiti più agevolati. L'attività di polizia economico-finanziaria, che è stata condotta dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza, ha evidenziato un sistema fittizio di demansionamento e anche di trasferimento di risorse umane da uno stabile di una società per azioni verso un altro stabile, verso un'altra impresa, appunto per poter beneficiare sia della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché di alcune agevolazioni in materia di prepensionamento. Secondo quanto hanno ricostruito le Fiamme Gialle, 2 dirigenti che lavoravano in Trentino sarebbero stati spostati in provincia di Vicenza per essere, assieme agli altri 9 vicentini che già si trovavano in cassa integrazione, per pochi giorni avviati al prepensionamento. I trasferimenti, secondo i finanzieri, erano ingiustificati, un'ipotesi che è stata vagliata dal GIP, che ha disposto sigilli a conti correnti, prodotti assicurativi e a un immobile. L'esito dell'attività di polizia giudiziaria ha portato al sequestro di disponibilità finanziarie nei confronti di 2 dirigenti e della società per azioni, il responsabile quale ente giuridico, c'è una normativa 231, e ha portato a 530.000 euro di beni in disponibilità finanziarie, un'autovettura e un immobile. Oltre 450.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. I 2 ex dirigenti poco più di 30.000 euro, invece l'ammontare del sequestro ai danni della società.
Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Proseguiamo con la cronaca da Padova, perché è fuggita dall'ospedale con il suo bimbo di 2 anni, una mamma con problemi di tossicodipendenza che ora è ricercata dalle forze dell'ordine. È entrata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova e ha portato via il suo bambino di 2 anni che si trovava ricoverato lì perché temeva che i servizi sociali lo allontanassero da lei. La donna, una mamma di 40 anni con problemi di droga, ha agito di nascosto dai medici, approfittando del grande viavai di parenti e amici che la domenica mattina affollano la struttura per andare a trovare i suoi piccoli ospiti. Quando il personale sanitario si è reso conto che il bambino, in attesa dell'esito di alcuni esami, non c'era più, ha lanciato l'allarme alla polizia, che ha immediatamente avviato le ricerche. La donna, originaria dell'Alta Padovana, potrebbe essersi rifugiata da qualche parente o amico che forse è all'oscuro di quanto accaduto. La quarantenne, stando a quanto si apprende, non è riuscita a risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza. Per questo il suo caso era stato segnalato al Tribunale dei minori e ai servizi sociali del comune della provincia di Padova in cui risiede. Il Comune di Vicenza ingrana la marcia e punta dritto alla TAV, convocate a Palazzo del Comune anche le categorie economiche. Sentiamo. Nel dibattito tutto interno al governo, il braccio di ferro tra Lega e 5 Stelle in questi mesi si è misurato soprattutto sulle opere e sulle infrastrutture e il Veneto ha guardato con attenzione alle decisioni e alle singole parole pronunciate dagli uomini di governo. È così che nel lessico quotidiano è entrata anche l'etichetta di analisi costi-benefici, un tecnicismo per dire che questa o quell'opera pubblica ha un giudizio sospeso e nel rispetto dei ruoli, ma proprio per questo con la dovuta attenzione verso i propri cittadini, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha chiamato a raccolta i vertici della rete ferroviaria e il mondo delle categorie economiche. Obiettivo: accelerare sulla TAV, far presente che Vicenza ci conta, la aspetta e che è utile al territorio. È una condizione, diciamo, che non possiamo più procrastinare per il nostro territorio. Un incontro a cui hanno partecipato compatte anche le categorie economiche, rispettoso delle valutazioni romane che Rucco si augura siano fondate su buonsenso e non su ideologie, ma al tempo stesso utile a mettere punti fissi nel dibattito tra ministeri e tra il Veneto e Roma. Aspettando l'analisi costi-benefici, capire il governo che intenzioni ha. Nessuna polemica quindi con Roma di fatto? No, anche perché stanno lavorando, quindi auspichiamo che si vada nella direzione tracciata, cioè quella di fare la TAV. Se la posizione di Vicenza a questo punto è chiara, c'è solo da attendere l'esito dell'analisi romana, ma c'è anche un'altra possibilità, che la TAV e il suo passaggio per Vicenza vengano stralciate dalla lista delle opere sottoposte al vaglio. Il prossimo passo per il cammino è un incontro con sindaci e parlamentari vicentini. Ed ora la scomparsa del regista Bernardo Bertolucci. Sarà ricordato tra i più grandi del cinema italiano e mondiale. Il commento del presidente Paolo Barata e della Biennale di Venezia, che piangono la scomparsa del regista, presente in numerose occasioni alla Mostra del Cinema, fin dal suo film d'esordio La Comare Secca nel 1962, poi presidente di giuria nell'83, nel 2013 e poi Leone d'Oro alla carriera nel 2007. Bernardo Bertolucci ha dimostrato una cosa: che si può essere grandi senza compromessi, senza svendersi. Così Alberto Barbera, direttore artistico del Festival di Venezia, dice come l'autore di Novecento e Ultimo Tango a Parigi sia stato il maestro di una generazione e soprattutto un punto di riferimento non solo per gli italiani. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione. 20:10, subito dopo i TG, questa sera si occuperà di Redland, il film sulle foibe, sulla tragica storia di Norma Cossetto. In studio Elena Donazzan, assessore all'istruzione della Regione del Veneto, ed Italia Giacca dell'Associazione Nazionale Friuli Venezia Giulia e Dalmazia. E poi in prima serata torna come ogni lunedì Ring. Sicuri a casa nostra, ne parleremo
Dalle 21:15 su Antenna 3 il nuovo decreto sicurezza firmato da Salvini fa litigare ancora il governo, mentre la scuola dell'Europa rischia di abbattersi con pesanti sanzioni sul nostro paese. Questi temi verranno affrontati quindi a Ring a partire dalle 21:15. In studio Alberto Panfilio, sindaco di Cona, Nicola Talmi della CGIL di Treviso, Roberto Ciambetti della Lega e Raffaele Baratto di Forza Italia. Ed è tutto per questa sera. Grazie per essere stati con noi con il TG del Veneto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo, tempo in genere buono sul Triveneto ma con molte nubi, vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto al mattino, ma in genere senza precipitazioni associate. Maggiori schiarite e soleggiate saranno invece possibili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 12 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche precipitazione sulle aree montuose, specie al mattino, sempre buono invece altrove. Anche in questo caso qualche spazio soleggiato in più dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, non sono infatti previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle aree di confine, spesso persistente. Cielo molto nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi intorno ai 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.